Benvenuti a Il Veneto in diretta, oggi una nuova rubrica di primi cittadini del turismo. Sono in compagnia di un nuovo sindaco di quel territorio affascinante che stiamo scoprendo di puntata in puntata, che è il Parco del Delta del Po. Oggi ci troviamo a Corbola e vi presento il suo sindaco, il sindaco Michele Domeneghetti. Sindaco, benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Sindaco, benvenuto nella nostra rubrica che è appunto Primi cittadini del turismo, e parliamo di territori, parliamo di comunità, parliamo dei comuni amministrati da primi cittadini, che nel suo caso una storia lunga. Sindaco, lei è al terzo mandato, quindi un bagaglio di conoscenze ma anche di esperienze per un territorio che ha bisogno di primi cittadini esperti. Sì, è capitata questa terza occasione. Fondamentalmente il gruppo si è mantenuto tale, abbiamo avuto degli innesti nuovi, fondamentalmente il gruppo si è mantenuto come nella prima edizione. L'entusiasmo c'è ancora, ci sono nuove sfide, ci sono dei nuovi progetti sia nel cassetto e sia avviati che abbiamo voluto portare a termine, e quindi le condizioni tutto sommato hanno portato tranquillamente anche a questo terzo mandato, che non è facile, non è facile sia per la capacità di sopportazione dei nostri concittadini, perché in qualche maniera si possono anche stancare, ma come dicevo prima siamo riusciti a rinnovarci e a creare questo elemento di innovazione. Sindaco, una conferma importante, ma in una recente intervista ho sentito che lei affrontava un tema che è caro a noi per i territori, soprattutto per quei comuni più piccoli, con popolazione, con numeri non elevati, ed è il caso proprio del comune di Corbola. Ho sentito che lei parla di una fusione, di una possibile fusione di un comune con Termine, ma la distanza con questo comune con Termine non sarebbe tanta in termini chilometrici, se non che vi divide un fiume, un corso d'acqua. E che fiume? Ce ne vuole parlare, sindaco? Sì, tutto è partito quasi per gioco. Con il collega del comune di Papozze, con il quale insomma ci siamo scambiati alcune riflessioni legate alla cultura, alla nostra provenienza, alla storia di queste terre. Noi siamo le tre Corbole, no? Che ci ha diviso il Po anticamente, ancora nel 1152. E quindi in un qualche maniera questo è un nostro retaggio. C'è il dialetto che ci unisce, ci sono storie che condividiamo, la Repubblica della Busgattia di Luigi Salvini, ci sono delle tradizioni, c'è un uguale ricordo di mestieri e di usanze. Quindi siamo molto legati culturalmente. C'è questo limite, c'è questo ostacolo, che è il Po, che anticamente non era assolutamente un ostacolo, oggi lo è per questioni di cambiamento di mobilità, ma che con questa volontà di unire ancora una volta questi territori, vorremmo che diventasse il nostro tattino di unione, e vorremmo farlo turisticamente parlando. Grazie sindaco, noi purtroppo siamo arrivati al termine della nostra rubrica, ma la inviteremo ancora, perché questa storia di un corso d'acqua che divide ma che è oggetto unificatore ci interessa molto, soprattutto in prospettiva di sviluppo sostenibile e di turismo fluviale. Grazie al sindaco del comune di Corbola, Michele Domeneghetti, grazie agli ascoltatori, arrivederci alla prossima puntata. Grazie a tutti voi.